Buonasera a tutti ragazzi, previsione meteo per domani, che è sabato ragazzi, quindi per domani 21 dicembre 2019 ragazzi, come potete vedere maltempo diciamo in gran parte d'Italia, quindi Friuli Venezia Giulia, Lombardia, quindi Emilia Romagna, quindi tutto diciamo da Firenze fino a Napoli, quindi un po' sulla Sardegna il lato basso e diciamo che la Sicilia si salva, quindi diciamo che la punta della Puglia, Calabria e Sicilia si salvano, mentre il resto dell'Italia, ragazzi, come potete vedere, questa è la previsione per le ore 10 di domani mattina. Come potete vedere, a parte il maltempo forte sul Friuli Venezia Giulia, dove c'è pure la neve sui monti, in effetti guardate il viola, poi c'è pioggia su tutta la Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, poi Emilia Romagna, poi diciamo dalla Toscana fino a Napoli, poi un po' sulla Sardegna, questo è per le 10, poi guardiamo più avanti un pochino, questo è per le 15, quindi diciamo che sul Friuli Venezia Giulia è rimasta sui monti un po' di neve, anche sulla Lombardia. Ciao Alberto. Diciamo che poi da Reggio Emilia fino a, diciamo, a Salerno, sì, fino a Gioia Tauro sarà qui. In effetti qui fino a Gioia Tauro, in effetti qua. Quindi ci sarà maltempo generale, quindi blu e la pioggia. Invece diciamo che da Roma qui ci sta proprio un'allerta, diciamo, arancione, gialla, quindi ci saranno forti piogge, diciamo, da Roma fino a scendere a Gioia Tauro, vicino a Calabria, quindi diciamo che il blu è tutta acqua, ragazzi, poi quello lì che vedete rosso e giallo sono le allerte, quindi più forte. Questo per quanto riguarda le ore 15, poi l'ultima che ho fatto come foto, eccola qui, diciamo su tutta l'Italia ci sta il bel tempo, un po' su Friuli Venezia Giulia, ma leggermente la parte alta, poi su tutta l'Italia qualche pioggia così sparsa, diciamo qua e là, ma sempre su Napoli e quindi sempre fino alla punta, diciamo, della Calabria ci sta questo, diciamo, forte maltempo che, diciamo, sarà tutta la giornata in effetti su questa parte qui, quindi diciamo che il sud, la maggior parte domani sarà colpito da questo, diciamo, maltempo. La Sicilia invece no, ve la faccio vedere, eccola qui, non ci sta nulla, ragazzi, quindi non si vedeva nelle altre foto, ma comunque non c'era nulla nelle altre foto, quindi ripeto, ragazzi, questa è quello per le ore 10, un po' tutta l'Italia, tranne che la Puglia, la Calabria. Sì, sì, piove dove vedi queste macchie blu e rosse. Il blu è pioggia normale, rosso e giallo sono allerte, quello là viola che vedi in alto è la neve, quindi questi sono i colori in effetti. Qua pure qua, vedi in Albania, qui ci sta pure un casino pure qua. In effetti da Roma fino a Salerno, ragazzi, anzi no, fino a Gioia Tauro deve essere qui, perché qui è Gioia Tauro, quindi tutto questo tratto qua ci sta proprio un'allerta media, quindi poi ci sta un po' qui, diciamo, vicino Firenze, su Firenze stesso, poi in Friuli Venezia Giulia ci sta maltempo con neve sui monti, vabbè che la neve sta proprio su tutte le Alpi, quindi come potete vedere è tutta completa, sulle montagne ci sarà la neve, quindi è tutto viola, poi un po' di maltempo sulla Sardegna, questo per sempre per le 10, quindi ho fatto tre foto da satellite. Sui monti in effetti di tutto il nord, quindi Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli, tutto diciamo la catena montuosa, diciamo in effetti, diciamo il confine dell'Italia, tutto questo viola sopra, questo qui sopra, proprio questo rotondo, tutti i confini e tutto innevato. Poi queste le 10, poi alle 15 sempre rimane tutto maltempo, diciamo un po' sparso, in Piemonte no, sulla Lombardia a metà e metà, sul Friuli Venezia Giulia lo stesso e poi da Reggio Emilia fino a Gioia Tauro, che sarebbe la Calabria qui, maltempo, però vedete il giallo e il rosso a Napoli, da Roma a Gioia Tauro è proprio allerta allerta. Poi c'è l'ultima, quella delle 18, rimane solo al sud, quindi da Napoli alla Calabria.
questo maltempo, poi dovrebbe tutto sistemarsi in nottata, quindi questa è la previsione per domani. Ragazzi, vi auguro buona serata, poi domani faremo quella, diciamo, per le feste natalizie, quindi domani mi preparo quelle per, diciamo, le feste natalizie, quindi 24 e 25 faremo, diciamo, un aggiornamento totale su tutte le previsioni, anche se, ripeto, quando faccio, diciamo, 2 o 3 giorni avanti non sono attendibili come questa qua al 100%, quindi ci sentiamo dopo, ragazzi, però sono attendibili all'80%. Grazie a te, Frenzy. Quindi però non è che mancano un sacco di giorni, in effetti domani ne avremo 21, quindi 22, 23, 24, 3 giorni al finale. Sono attendibilissimi, non è che sto facendo una previsione di tanti giorni avanti, quindi diciamo che l'80-90% sono attendibili, quindi proprio deve succedere proprio un casino per farle cambiare, diciamo. Quindi domani farò da sabato fino al 24. Ciao Matteo, buonasera. Quindi ragazzi, ci sentiamo dopo e vediamo che video fare. Quindi qualche altro video comunque lo faremo prima di stasera. Ciao a tutti e a più tardi, ragazzi.